Quarta corsa, premio Palestra Club Ippodromo, è una reclamare per cavalli di 4 anni. Corsa Tris. Sono in 11 dopo il ritiro del numero 8, 1 Clarissa Luis, Vincenzo Piscoglio, 2 Chopin Griff, Jenny Riccio, 3 Cesare Dei Veltri, Andrea Vitagliano, 4 Coffee Mail, Maurizio Cheli, 5 Crinto Light, Aniello Vitagliano, 6 Cleo Orso, Vincenzo Gallo, in seconda fila 7 Citrosodina Oil, Emanuele Ossani, 9 Comete LL, Salvatore Valentino, 10 Codigal, Gennaro Mitrano, 11 Chanel Leone, Crescenza Maione, 12 Caribrisaia, TRGF, Nicola Salacone. Parte molto piano proprio Carib, 5 cavalli su di una linea. È Clarissa Luis che cerca di mantenere la corda su Chopin Griff e Cesare Dei Veltri. Intanto c'è l'errore di Citrosodina Oil, anche quello di Coffee Mail. Numero 7 quindi Citrosodina Oil in squalificato. vantaggio. Numero 4 Coffee Mail squalificato. Poi vediamo in seconda posizione Chopin Griff, mentre è rimasto di fuori Cesare Dei Veltri. Terza alla corda vediamo Cometa LL, intanto 400 che va via in 33. In vantaggio Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata con questa figlia di Muscle Massive, Clarissa Luis, che cerca di moderare il ritmo. Prova Cleo Orsi in terza ruota ad avanzare sui primi 600 metri che vanno via in 46,6. Siamo al passaggio davanti alle tribune. Si formano più pariglie, Clarissa Luis con all'esterno Cleo Orsi, poi Chopin Griff con Cesare Dei Veltri, Cometa LL e l'11 di Chanel Leone. Poi vediamo Codigal. Intanto il giro è andato via in 1-1 abbondante, con in vantaggio sempre Clarissa Luis che arriva al chilometro dopo la curva in 15,5 in 1,16,8. Sempre all'esterno Cleo Orsi, lungo la corda Chopin Griff, poi Cesare Dei Veltri, Cometa LL, Chanel Leone, ancora tutto da giocare. A 400 metri dalla conclusione ci prova Andrea Vitagliano con Chanel Dei Veltri che sposta in terza ruota, ancora in mano Clarissa Luis che si trascina Chopin Griff che accenna a spostare, prova a scappare ora Vincenzo Piscoglio con Clarissa Luis, ultima curva passata in 14,6, retta d'arrivo Clarissa Luis che si presenta in vantaggio su Chopin Griff che si butta di dentro, poi Cesare Dei Veltri attaccato da Codigal. Alla fine Clarissa Luis si difende da Chopin Griff, al terzo Codigal, poi quarto Cesare Dei Veltri. 1,16,1 la media al chilometro per Clarissa Luis, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per Giuseppe Citarella. Colori dell'azienda agricola Caracciolo, la figlia di Muscle Massive viene a vincere in percorso di testa questa quarta corsa di Cesena.